Era spaventoso entrare in un manicomio abbandonato di notte, sicuramente. Diciamo che noi abbiamo preso questa cosa con divertimento e spensieratezza, poi comunque eravamo curiosi e quindi siamo entrati e abbiamo visitato tutto, che non era tutto poi il manicomio, era solo, diciamo, degli edifici del manicomio. E una volta pubblicato il video, molte persone si sono soffermati su dei punti specifici e dicevano di aver visto qualcosa, cose che noi, quando abbiamo girato il video in questo manicomio, non abbiamo visto. Ora andiamo a vedere queste cose. C'è Fuchista 2000 che dice: raga, non voglio fare lo spiritoso o altro, però al minuto 8 e 20 in fondo al corridoio si vede una persona inginocchiata con le mani un po' alzate, ha una tunica rosso-bianca, fateci caso. Io ho messo il video nel programma di montaggio che uso, Premiere, e sono andato al minuto 8 e 20. Allora, al minuto 8 e 20 praticamente è la zona, diciamo è alla fine del corridoio, dove c'era una stanza grandissima con delle porte e poi c'era un piccolo corridoio sulla sinistra, all'entrata. E quindi proprio in questo punto, proprio qui, ecco qua, io riesco a vederla, magari ora ci avviciniamo un po', però non mi ricordo cosa c'era là, se c'era una porta oppure la porta non c'era proprio e quindi era solo buio, però un qualcosa riesco a vederlo. Proviamo a mettere un po' di luminosità, ecco qui, questo è quello che si vede, diciamo una tunica rossa bianco si può fare, diciamo che c'è, questa sarebbe la testa, diciamo, del presunto spirito, diciamo così, però comunque non possiamo dirlo. Una cosa è sicura, noi non ci abbiamo fatto caso, proprio perché proprio in quel momento abbiamo sentito un rumore dietro di noi, quindi eravamo, diciamo, la nostra attenzione era su quel rumore che c'era dietro di noi e forse non abbiamo fatto caso a quest'altra cosa che c'era in questo piccolo corridoio. Un'altra cosa che diciamo hanno visto quasi tutti, l'ho vista pure io, però non mi so dare nemmeno qui una spiegazione. Dice Peppe Gamer, al minuto 6 e 50 si vedono due occhi in fondo, due occhi a cui si riferisce, diciamo, Peppe, diciamo sono due luci, quindi ora ve la mostro al minuto 6 e 50, ecco qui, proprio quando ci giriamo con la videocamera, ecco qua, questo è il punto, diciamo, della luce. Io mi sono fatto già un'idea, ma voglio continuare a farvi vedere per poi dirvi la mia. Più avanti questa luce si vede molto meglio, proprio qui, ecco qua, si vede benissimamente, diciamo, una luce, ma non si riesce a capire per bene cos'è. Allora ragazzi, lì in fondo c'era una finestra, però non era tanto alta, era bassa, e dove si vede questa luce, diciamo che era un po' rotta, però comunque la finestra era di legno, quindi non so come sia possibile questa cosa. Se vogliamo pensare che era la luce che rifletteva sulla finestra e quindi provocava questo riflesso, questa luce, vabbè, però se andiamo avanti vi faccio vedere che la finestra era di legno, quindi come può riflettere? Ecco qui, è proprio questo il punto. La finestra, diciamo, era all'altezza della luce che abbiamo visto, però diciamo è un po' rotta nell'angolo, diciamo, però è di legno la finestra, quindi non può riflettere. E poi, se ci fate caso, noi qua in questo punto stiamo con le torce in mano e la luce va anche sulla finestra. Perché qui non riflette la luce e da lontano sì? Quindi questo è un pensiero che mi sono fatto io, non rifletteteci, magari fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa cosa. Poi c'è un'ultima cosa che voglio farvi vedere e diciamo che ancora non mi so dare una spiegazione. Tra le tante cose, queste che vi sto mostrando sono le più strane, se si possono definire così. Alla fine del video, proprio alla fine, quando siamo nel secondo edificio, poco prima che fermo l'immagine per poi parlare io, ecco qua, sulla destra di Felice sarebbe il ragazzo bassino. Allora, questa è l'immagine che vedete sulla destra, è un'ombra, non so come definirla, o è un'ombra o è un qualsiasi altra cosa, non lo so, magari è l'ombra di Felice, dato che Ciro, questo ragazzo con gli occhiali, faceva luce quindi su Felice e automaticamente si è creata l'ombra dietro
al pilastro, non lo so, però comunque se andiamo avanti e indietro piano piano vediamo che quell'ombra si muove in questo modo. Però se era l'ombra di Felice, l'ombra la vedo qua, su questo pilastro qua, e questa è molto molto più scura, quindi non lo so, non lo so cosa può essere. Avevo pensato che magari era qualche ragazzo che voleva spaventarci, oppure che non so se era nascosto per vedere cosa stavamo facendo. Perché quando siamo usciti da questo edificio, proprio all'uscita, in mezzo al buio, c'erano due ragazzi su un motorino, proprio fermi così davanti all'entrata, e automaticamente noi ci siamo cagati sotto. Quindi ora, vedendo questa immagine così, che comunque è una sagoma di un uomo, anche se non si vede viso, non si riesce a capire per bene, però se continuate a guardarla, quell'impressione là vi dà, no? Di una presenza umana là dietro, che si muove anche. Questa secondo me è un braccio, questa è la testa, non lo so, ma diciamo, a questo ho pensato io, perché quando siamo usciti c'erano questi ragazzi. Lì, in quel momento non abbiamo visto niente, soprattutto perché comunque si era riempita la memoria della fotocamera, quindi non ho potuto registrare altro. Dopo che ho posato la videocamera ci siamo fatti un altro giro su questo piano, però non abbiamo visto niente di che, quindi ce ne siamo andati e basta. Queste cose le avete notate voi, dato che io che ero nella situazione determinate cose non le riuscivo a vedere, poi guardando il video ho visto questo che mi avete detto voi. Per chi non avesse notato queste cose, magari fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se qualcosa vi sembra reale, se è un riflesso della luce, se è l'ombra di Felice, non so, ditemi voi, per voi cosa può essere. Io non lo so, perché per quanto possa essere l'ombra di Felice, però non ci credo così tanto, perché la vedo molto strana come ombra, questa è la cosa, quindi non so cosa pensare. Fatemi sapere voi con un commento qui sotto cosa ne pensate, e non vi preoccupate, continuerò con questa serie di video e andremo in altri posti abbandonati, tipo ospedali, scuole e tante cose così. Ci vediamo al prossimo video, ciao!